Oggi la bontà, la freschezza e la genuinità dell'asparago bianco di Cimedolmi GP sono garantite dalla nuovissima confezione. Scegliela rossa o verde, cambia il calibro, non la qualità. È un'esclusiva ApoVF. Il Vinitaly è molto più di una fiera internazionale, è un'enorme vetrina di eventi da guardare, gustare ed assaporare. E chi meglio dei sommelier di Ice Veneto può guidarci alla scoperta delle tante sfumature sensoriali racchiuse in questa manifestazione? Abbiamo chiesto al presidente dei sommelier veneti dell'ICE, Dino Marchi, di parlarci delle sue sensazioni in questa edizione. Io ieri ho sentito molto ottimismo, non lo so se è l'ottimismo di ogni anno, ma mi sembrava un attimo di trovare una verve particolare o diversa. Del resto mi sono reso conto che abbiamo buttato via un po' tutto quel pessimismo, quel motivo per cui qualche volta si potesse pararsi sul proibizionismo. Una ventata di fiducia dunque ha invaso i padiglioni del Vinitaly, sostenuta da segnali positivi che toccano diversi prodotti, ma c'è ancora del lavoro da fare nel mercato interno, dove, complice la crisi economica e una scarsa conoscenza delle etichette di casa nostra, il consumo interno subisce continue oscillazioni. Anche per promuovere la giusta conoscenza delle eccellenze italiane ed incentivare il consumo consapevole e di qualità, Ice Veneto ha costituito il premio Carta dei vini della ristorazione del Veneto, mettendo in competizione diversi locali. A vincere il primo premio è stato il ristorante veronese Casa degli Spiriti. È un ristorante che è stato molto attento a quella che è la proporzionalità della carta, presentandola in tutti i suoi lati nella maniera positiva, quindi elegante, ma nello stesso tempo proporzionale a quelle che sono le proposte del territorio, ma anche nello stesso tempo l'idea di poter in qualche modo gestire una nuova forma, un nuovo modo per presentare le carte dei vini. Lasciamo ora il mondo dei sommelier e ci spostiamo dalle coltivazioni di pianura a quelle superiori di collina. L'azienda Le Colture, con sede a Santo Stefano di Valdobbiadene, è presente anche quest'anno alla Fiera Internazionale con i suoi prodotti di punta e l'andamento è tutt'altro che negativo, come traspare dalle parole del giovane titolare Alberto Ruggeri. Vinitaly per noi rappresenta sempre un appuntamento importante, soprattutto di incontri con i nostri buyer esteri, con il nostro mercato italiano e con la stampa. Abbiamo grosse soddisfazioni perché c'è un impegno costante sulla qualità e sull'interesse per la nostra azienda. È stato bello vedere anche come i nostri prodotti di punta, il Cartizze da una parte e un prodotto completamente diverso che è il Rosé, continuino a riscontrare un apprezzamento dal punto di vista della qualità e dell'impegno che noi ci mettiamo. Cartizze e Rosé sono proprio frutto dell'impegno che Le Colture sta mettendo, oltre che sulla produzione, anche nella comunicazione dei suoi prodotti. Ai nostri microfoni l'enologo Cristian Agostinetto. Abbiamo circa 1 ettaro di proprietà nella zona del Cartizze e produciamo all'incirca 20.000 bottiglie all'anno. È un prodotto che si presenta con bello colore giallo paglierino scarico, con un bel perlage fine ed elegante, al naso ha un bel bouquet di fiori bianchi, frutta fresca, e in bocca poi completa l'armonia con delle bollicine e una cremosità molto interessante ed elegante. Un altro prodotto interessante che ci dà delle soddisfazioni ed non dico una novità ma sono un paio d'anni che lo produciamo, è il nostro Rosé, che praticamente non è altro che un assemblaggio di uve, di un Cabernet, un Merlot e dello Chardonnay. È con la sicurezza di chi sa di proporre un prodotto di ottima qualità, che rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy, che Le Colture affronta i mercati. Una buonissima presenza sempre del mercato austriaco e tedesco e continuiamo anche sempre con un buon mercato americano che mese dopo mese si aprono sempre a nuovi sviluppi, è un bel mercato di conquista, lo chiamo io. E poi tante piccole realtà ma che insieme danno possibilità di ampliare e di sviluppare il mercato estero. Cito la Russia, cito l'Australia, il Kazakistan, la Cina, l'India, sono tutti piccole satelliti che in questi anni abbiamo messo e che hanno la possibilità di crescere non di poco. Indubbiamente il comparto enologico è cresciuto molto negli anni, trainando anche il turismo di molte regioni d'Italia. Ma accanto ad esso ci sono tanti progetti, grandi e piccoli, che contribuiscono a favorire l'incremento delle presenze nel nostro paese. È il caso di una perla naturalistica come il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, che qualche giorno fa ha riaperto al pubblico preziosi sentieri.
L'ente parco del Sile ha ufficialmente riaperto le passerelle nella zona del cimitero dei Burci. Finalmente i trevigiani potranno tornare a percorrere il suggestivo tratto ciclopedonale della Restera, che si snoda da Silea a Casier, chiuso agli inizi di marzo per interventi di manutenzione. 150.000 euro di investimento per 45 giorni di lavori, questi i numeri che hanno permesso all'ente parco di riconsegnare al pubblico e alla natura questa splendida area per la soddisfazione del presidente Alberto Magaton. Grande soddisfazione, oggi è una giornata di festa perché abbiamo restituito le passerelle dei Burci ai cittadini e quindi potranno ripercorrere la Restera. Gli interventi di manutenzione si erano resi indispensabili per mettere in sicurezza le passerelle, consumate dal tempo e dall'acqua, come ci spiega il direttore dei lavori, l'architetto Cristiano Paro. Le passerelle erano in precarie condizioni statiche e necessitavano di un serio intervento per la pubblica incolumità dei fruitori delle passerelle stesse. Restituita ai cittadini una splendida passeggiata lungo il Sile, la tipologia degli interventi non era eseguibile nei mesi invernali, tuttavia i lavori sono stati conclusi in tempo di record. Finalmente è stata sistemata definitivamente, lo vediamo anche che ha cambiato completamente aspetto e anche da un punto di vista paesaggistico si inserisce meglio nell'ambiente ed è diventato un elemento di pregio, mentre prima ormai mostrava i 10 anni di obsolescenza e tutti i suoi relativi problemi. Un investimento importante da parte dell'ente parco nell'interesse di tutelare l'incolumità dei visitatori e di continuare l'opera di valorizzazione dell'area del Sile, un'area importante per tutto il comparto turistico, come afferma il presidente Magaton. Noi dobbiamo cercare di valorizzarlo perché ha un potenziale, un cordine espresso, quindi cercare di valorizzare tutte queste vie ciclopedonali che possono permettere di dare impulso al turismo e a tutte le attività ricettive. Dalle sponde del Sile alle colline di Guia di Valdobbiadene, il viaggio di cronache trevigiane al 45esimo Vinitali continua con l'azienda Spumanti Bortolin che ha conquistato il diploma di Gran Medaglia d'Oro con grande soddisfazione del suo giovane titolare Desiderio Bortolin. Queste sono le soddisfazioni che ci vengono regalate e che ci portano a continuare in questa strada, ci dicono che davvero stiamo andando nella direzione giusta per la qualità dei nostri prodotti, per la qualità del nostro territorio conegliano Valdobbiadene. Continueremo così, non sarà un punto d'arrivo ma sarà sicuramente un proseguo ancora più esaltante. Un'azienda che ha fatto del radicamento familiare la sua forza. Partì con il nonno, passò al papà Angelo e ora è affidata al figlio Desiderio che ha voluto celebrare così le 3 generazioni. A partire da Vinitali 2011, quindi da questi giorni, tutte le nostre bottiglie di spumante saranno tappate con una capsula copritappo raffiguranti le facce, quindi ci abbiamo letteralmente messo la faccia sui nostri prodotti. Raffigurano quindi tutte le generazioni che si sono succedute negli anni, da mio nonno a mio papà e a me. Ci saranno raffigurate anche le capsule con me e mio papà insieme e con me e mio nonno insieme 40 anni fa quando mi teneva in braccio durante il mio battesimo. Ma le novità in questo 2011 non finiscono qui per la Spumanti Bortolin. Non poteva infatti mancare uno speciale omaggio al 150esimo dell'Unità d'Italia. Abbiamo fatto 150 Jeroboam da 3 litri, naturalmente riempiti con prodotto extra dry, prodotto che ha vinto la Gran Medaglia d'Oro quest'anno al Vinitali, quindi è davvero un successo che continua. Abbiamo un'etichetta personalizzata che raffigura i passi salienti che hanno portato quindi a questa Unità d'Italia, un'etichetta che riprende e che raffigura in modo fumettistico, direi, in acquerello, queste varie tappe. Ora è proprio il momento di una breve pausa. Per gustare meglio l'ultimo servizio, in questa puntata dedicata al Vinitali, abbiamo pensato di fare un break dandovi qualche consiglio in ambito energetico. È il momento della nostra rubrica Ascotrade Informa. Ascotrade, società del gruppo Ascopiave, è un'azienda trevigiana e veneta di eccellenza, attiva nel settore della vendita del gas metano e dell'energia elettrica e nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici. Ascotrade è un'azienda vicina al territorio e alla realtà produttiva, che propone ai propri clienti un servizio efficiente e tariffe competitive, in grado di garantire risparmi per ogni esigenza energetica. Trasformare la luce solare in energia elettrica significa ricevere un incentivo sulla produzione, risparmiare sulla bolletta e produrre energia pulita. Tutti i vantaggi possibili grazie alle assistenze e alla collaborazione che può venire offerta da Ascotrade.
Rivolgersi agli sportelli Ascotrade significa trovare competenza, affidabilità e offerte vantaggiose. Per risparmiare sull'energia elettrica, sostituite il vecchio frigorifero o la vecchia lavatrice e scegliete apparecchi di classe A+. Nell'arco dell'anno potete abbattere i costi sulla bolletta fino a €150. Torniamo al Vinitaly, dove ci aspettano 3 gran menzioni per il Sauvignon, il Pinot Chardonnay spumante e il Prosecco Cuvée di OCG, prodotti dalla marca Vini e Spumanti. Una realtà in continua crescita, come ci spiega il presidente Valerio Cescon. Siamo molto soddisfatti e siamo ancora più soddisfatti per i riconoscimenti che abbiamo dalla nostra clientela, dall'afflusso che c'è, dall'interesse che c'è intorno ai nostri vini e al Prosecco in particolare. È un motivo di soddisfazione e di speranza per il futuro. Nel futuro di questa azienda c'è anche il grande tema della DOC Prosecco, per la quale la marca ha sposato da subito l'iniziativa della speciale fascetta a tutela della denominazione contro qualunque tipo di contraffazione. Il mondo della cooperazione da sempre, ancora quando si è cominciato come filiera trevigiana a ragionare sulla tutela in senso generico di questo vino, ha posto questa condizione come imprescindibile per tracciare il prodotto dal vigneto attraverso la trasformazione fino al consumatore finale. Dobbiamo contare le bottiglie per dare un'immagine di serietà al mondo intero ed è quello che interessa a tutti noi. Il Prosecco in particolare continua ad essere il fiore all'occhiello della produzione, particolarmente apprezzato anche all'estero. Vediamo come molto promettente il continente nordamericano e in particolare gli Stati Uniti, dove cominciamo a fare attraverso i nostri importatori un lavoro molto interessante. Con la marca Vini e Spumanti si chiude questa puntata di Cronache Trevigiane dedicata al Vinitaly. L'appuntamento è per la prossima settimana, stessa emittente, stesso orario, per raccontarvi tante novità e curiosità dell'arte vitivinicola e del territorio. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.